Buongiorno da Renzo Michieletto e ben ritrovati con una nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. La vendemmia si è conclusa ormai nel Veneto, si è conclusa e noi faremo una carrellata partendo da ovest, dal Veronese, finendo nel Veneto orientale e ascolteremo da alcuni presidenti o direttori di consorzio com'è andata questa vendemmia. Siamo in collegamento con Olga Bussinello che è il direttore del Consorzio Vini Valpolicella, quindi partiamo dalla zona ovest del Veneto per poi venire avanti. E immediatamente chiediamo, grazie direttore intanto per essere qui con noi ospite oggi, Grazie a voi. e niente, le chiedo immediatamente com'è andata nel Veronese, o meglio, nella zona del Valpolicella, la vendemmia 2020. Beh, la vendemmia 2020 è iniziata verso la metà di settembre, quindi diciamo nella norma, secondo quello che è la tradizione della Valpolicella, ma posticipata rispetto agli ultimi anni che sono stati caratterizzati ovviamente da annate particolarmente calde con una diciamo maturazione delle uve lievemente anticipata rispetto al decennio, per dare un ordine di misura. È stata una vendemmia che ha avuto fasi diciamo alterne, in quanto come in tutto il Veneto ci sono state anche delle forti piogge che si sono intervallate comunque a delle temperature più alte della media, quindi con intervalli è comunque completata, attualmente è completata da circa una settimana. Non ci sono stati particolari problemi di natura fungina. Attualmente le uve riposano diciamo nei fruttai per quanto riguarda le uve destinate alla produzione dell'amarone e del recioto, e la situazione dei fruttai è una situazione diciamo sotto controllo senza particolari problemi, con una gradazione diciamo babo che in questa fase si aggira nella media intorno ai 23 babo, quindi lievemente più alta dello stesso periodo dell'anno scorso che era intorno ai 19,4, quindi diciamo che dovendo tirare le fila di un anno che comunque non è stato semplice per vari motivi, non è stato semplice nemmeno nella fase di vendemmia. C'è stato diciamo, un grande impegno da parte dei produttori sia nel fare selezione in vigneto delle uve, sia nella gestione, diciamo così, un po' sincopata, come dicevo prima, della raccolta. Sì. Però complessivamente possiamo dire che è andata bene. Bene, ascolti direttore, sotto il profilo quantitativo. Allora, sotto il profilo quantitativo, diciamo che l'obiettivo anche politico della denominazione è quello di tenere sotto controllo le quantità, non ovviamente da un punto di vista della qualità del prodotto, che comunque è sempre garantito, ma per equilibrare un po' il mercato, perché naturalmente i mesi di lockdown e poi la lentezza nella ripresa della commercializzazione è un elemento che comunque, soprattutto per quanto riguarda il nostro Valpolicella e diciamo i prodotti di prima fascia, cioè quelli che non sono che sono destinati ad una commercializzazione veloce, diciamo così, naturalmente risentono anche di questi problemi Sì, di vendita. sì. Le quantità saranno all'incirca di un 20-30% inferiori alla media degli ultimi 3 anni, sia per quanto riguarda l'amarone, il recioto, ma anche il prodotto, diciamo così, da vendemmia, quindi il Valpolicella e il ripasso. E, diciamo che questo unito alle misure che sono state adottate dal Consorzio per la riduzione sia delle quantità sia della messa a riposo, dovrebbero diciamo riequilibrare e riposizionare le cantine rispetto al mercato. Bene. Naturalmente il valore della cantina rispetto ai vini di lungo affinamento come l'Amarone resta tale, quindi non sono un problema, però diciamo consentirebbe di tirare un sospiro, ecco. Quindi Bene, diciamo che tutto questo è una nota positiva. certo. Grazie, grazie direttore, un buon lavoro e speriamo che appunto Grazie a voi.
Grazie a voi. Grazie, arrivederci, grazie. Dal Veronese passiamo al Vicentino e siamo in collegamento con il direttore del consorzio Colli Iberici e Vicenza, Giovanni Ponchia. Grazie Giovanni per essere qui con noi oggi. Stiamo rivolgendo a tutti la stessa domanda e partiamo chiedendo com'è andata la vendemmia 2020. Allora, la vendemmia 2020, cari e carissimi, si sta concludendo proprio in questi giorni. Per quanto riguarda i Colli Iberici e anche la DOC Vicenza, stiamo registrando un piccolo calo sulle varietà precoci, in particolar modo sul Pinot Grigio e sullo Chardonnay. Il Sauvignon e il Pinot Bianco invece sono stabili. Per quanto riguarda la Garganega invece ha tenuto e probabilmente avrà un aumento leggero rispetto al 2019 nell'ordine del 5-10%. Per quanto riguarda le varietà rosse abbiamo il Merlot stabile, anche il Thai rosso. Abbiamo invece un calo registrato sui Cabernet e sui Carmenere a causa delle condizioni non ottimali della fine di settembre, che hanno quindi reso un po' più ardua e hanno obbligato l'azienda a fare molta selezione in vigna. Quindi in generale come sistema Colli Iberici un leggero calo, stiamo ipotizzando l'ordine del 5%, ma con delle qualità in cantina più che interessanti. Quindi sotto il profilo qualitativo possiamo tranquillamente parlare di una buona annata. Assolutamente sì, perché ci sono dei presupposti, tutto quello che è entrato in cantina a settembre era in ottime condizioni, siamo stati parzialmente o quasi completamente, anzi risparmiati alcuni fenomeni temporaleschi violenti che ci hanno solo lambito e andando invece a incidere in altre aree, e quindi ecco, l'annata è più che buona e adesso aspettiamo di sentire la fine delle fermentazioni per capire come è andata effettivamente. Sì, in proiezione i mercati come la vedete, come reagiscono? Stanno reagendo? Il mercato interno sta tenendo bene, i mercati esteri vediamo dei rallentamenti sul Regno Unito, sul Belgio, vediamo invece che le cose continuano a funzionare abbastanza bene per quanto riguarda il Nord Europa e il Canada. Ecco, anche la Germania è un po' ferma, però per fortuna l'Italia è un mercato importante per i Colli Iberici, per Vicenza, e quindi ci sono dei bei presupposti. Per quanto riguarda la DOC Gambellara, invece, che è basata completamente sul vitigno Garganega, ecco, rivalgono i discorsi appena fatti, cioè un'annata buona per la Garganega. Proprio in questi giorni si stanno completando le raccolte degli ultimi vigneti, quelli più alti, quelli a quote intorno ai 200-300 metri, e anche qui ci sono ovviamente un po' di lavori da fare di selezione in vigneto, ma sicuramente lo stato in cui sono arrivate a maturazione le uve direi ottimale. Bene, Giovanni ti ringraziamo il direttore del consorzio Colli Iberici e Vicenza Giovanni Ponchia e noi continuiamo con la nostra carrellata. Grazie direttore. Continuiamo la nostra carrellata, passiamo al Padovano e precisamente nella zona dei Colli Padovani. Siamo in collegamento con il presidente del consorzio Vini Colli Euganei, il presidente Marco Calaon. Grazie per essere qui con noi oggi, al quale immediatamente chiediamo com'è andata la vendemmia 2020 nella zona dei Colli. Direi che forse la nota positiva di questo 2020 per quanto c'è stato nel recente passato, abbiamo avuto una buona vendemmia sia per le uve bianche che per le uve rosse. Non di quantità ma sicuramente di qualità, in quanto problemi fitosanitari sostanzialmente non ce ne sono stati e non abbiamo avuto eventi atmosferici che abbiano rovinato il prodotto. Quindi grazie alla stagione che dopo è andata bene e a quelle piogge che sono arrivate nei momenti chiave, abbiamo fatto un buon raccolto, ripeto, non di quantità ma di qualità. Quindi una buona qualità e quindi come quantità come siamo messi rispetto agli anni passati? Siamo nella media, leggermente sotto media rispetto alle medie DOC. Questo pensiamo sia dovuto a un germogliamento scarso in primavera dovuto al fenomeno siccitoso che c'è stato, perché la prima pioggia è arrivata dopo giugno. Ecco, ascolti, poi arriviamo da un periodo di diversi mesi di crisi dovuta al coronavirus, che purtroppo ancora non si è concluso.
I mercati come stanno reagendo? Voi come vi state approcciando? Allora va diviso un po' quello che succede sull'area, in quanto ci sono ancora aziende che fanno vino sfuso, damigianato, e questi nel mese post lockdown hanno recuperato quasi del tutto le loro capacità di vendita, mentre chi fa, e non sono molti in area, chi fa GDO, grande distribuzione, ha avuto anche un incremento dallo più 15 più 18%, in quanto i supermercati sono stati quelli che nell'area, che nel periodo di chiusura erano i fornitori di vino per la società civile, diciamo. Mentre il settore che è quello che è più sofferente nella zona nostra sono quella fascia di aziende che fa medio-alta qualità e che rivolgono il loro prodotto alla ristorazione, all'alberghiero, alle enoteche, in quanto in 6 mesi di chiusura questi non hanno mai lavorato e oggi stanno lavorando a scartamento ridotto in quanto i locali sono depotenziati. Bene, ascolti Presidente, quindi potremmo riassumere che è un anno difficile per tantissime cose, ma fortunatamente una buona vendemmia. Sì, questo sì, dopo cerchiamo sempre di lanciare messaggi di fiducia, nel senso che il territorio euganeo, ma come tutti i territori che sono vocati alla viticoltura, sono territori fatti di spazi e quindi magari non riusciamo più a fare le manifestazioni come facevamo in passato per il motivo dell'assembramento, però stiamo cercando di attirare le persone presso le cantine e fare micro degustazioni, micro eventi, cantina per cantina, in modo da continuare a fare quello che è il lavoro tipico del consorzio per promuovere il territorio, ma anche le aziende di poter far sentire quali sono le produzioni e a presto inizieranno a far sentire anche la nuova produzione che appunto ci aspettiamo di ottima qualità. Bene, Presidente, la ringraziamo. Eravamo in collegamento con il Presidente Marco Calaon del Consorzio Vini Colli Euganei. Grazie, arrivederci, a presto. Buongiorno, salve. Bene, continuiamo, entriamo nel Trevigiano, precisamente nella zona del Prosecco. Siamo in collegamento con Andrea Battistella del Consorzio Prosecco DOC, quindi uno dei pilastri della viticoltura veneta, assieme abbiamo visto la zona del Veronese, e chiediamo immediatamente come è andata anche qui la vendemmia 2020 nell'area del Prosecco DOC. Sì, intanto grazie Renzo e un saluto a tutti quanti. Per quanto riguarda il Prosecco DOC, diciamo l'annata climatica è stata favorevole in quanto l'apporto idrico durante lo sviluppo della pianta e soprattutto dell'uva ha consentito diciamo, il corretto diciamo, carico quantitativo e soprattutto nella parete fogliare necessaria per diciamo, sintetizzare i composti dell'uva. Per quanto riguarda proprio il punto di vista quantitativo, invece, da un'indagine proprio svolta con le cantine, mediamente le produzioni non sembrano aver raggiunto le rese massime definite dal disciplinare, ma c'è stata proprio una mancata anche omogeneità tra le diverse aree di produzione, soprattutto dalla parte occidentale, quella orientale e quella centrale della denominazione, e anche una differenza di produzione in riferimento all'età del vigneto. Infatti i vigneti più giovani hanno prodotto conformemente alle rese previste dal disciplinare, mentre i vigneti più vecchi diciamo, hanno prodotto meno. Nel complesso comunque riteniamo che una resa media sia attorno ai 170-173 quintali per ettaro. Dal punto di vista qualitativo? Sì, appunto, e per quanto riguarda la qualità invece? Sì, subito. Dal punto di vista qualitativo l'uva era in buone, se non ottime condizioni sanitarie. Per quanto riguarda la composizione organolettica invece, le piogge di fine agosto, inizio settembre diciamo, hanno causato un rallentamento della maturazione, ma poi complice le giornate calde e soleggiate del mese di settembre hanno fatto sì che la pianta recuperasse e quindi durante le operazioni di raccolta le uve avevano diciamo, i parametri analitici
consoni per la produzione di spumanti di pregio, tant'è che dei risultati delle prime vinificazioni i vini hanno proprio queste caratteristiche di fiori bianchi e mela a pasta, diciamo mela verde o comunque frutta a pasta bianca, pertanto proprio i sentori tipici del prosecco. Ascolta Andrea, due cose, poi chiudiamo. Quindi possiamo parlare di una buona vendemmia per il 2020, quindi una buona qualità dei vini, e in proiezione come si stanno comportando i mercati. Arriviamo da un periodo difficile, il coronavirus, l'Horeca che ha chiuso i portoni, quindi voi come la vedete? Sì, dal punto di vista del mercato, diciamo l'annata 2020 è molto complessa, come consorzio Prosecco Doc, ma anche gli altri consorzi delle altre denominazioni hanno cercato di far fronte attraverso dei, diciamo, strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente, proprio per accompagnare o coordinare l'immissione del prodotto sul mercato e stabilizzare il valore. E sostanzialmente, anche se dal punto di vista documentale la vendemmia è stata complessa, l'obiettivo del mantenimento del valore è stato raggiunto. Per quanto riguarda le vendite, come Prosecco Doc nei primi 9 mesi registriamo una contrazione del meno 1,4, quindi diciamo un andamento, un trend superiore a quelle che sono, anzi quelle che erano le aspettative durante le restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19, quindi delle previsioni fatte da marzo, aprile, maggio, e adesso vediamo, perché ci siamo nuovi DPCM, nuove restrizioni, quindi diciamo un ritorno a quello che era la situazione primaverile, diciamo potrebbe avere effetti anche dirompenti, soprattutto per quelle aziende che sono esposte, come hai ben detto te, sul canale Horeca, quindi della ristorazione, bar, Certo. mentre chi è più esposto nei supermercati, diciamo nel canale della grande distribuzione, può avere anche un vantaggio, come abbiamo visto dai dati che abbiamo rilevato. Andrea, poi chiudiamo, proprio una battuta, sta per debuttare il Prosecco Rosé. Cosa mi dici? Da questa settimana sono iniziate le certificazioni, proprio oggi in commissione d'appello ci sono i primi 6 campioni di Prosecco Rosé per la degustazione, e se tutto va bene diventeranno idonei e quindi saranno consegnati i contrassegni. Dalle analisi che abbiamo fatto, in riferimento ovviamente a quelle che sono le comunicazioni preventive di spumantizzazione, sono in carico circa 12-13 milioni di bottiglie che saranno poi imbottigliate da qui nei prossimi mesi, e pertanto saranno pronte per le vendite natalizie. Ringraziamo il dottor Andrea Battistella del consorzio Prosecco Doc, continuiamo la nostra carrellata e chiudiamo con il Veneto orientale. Chiudiamo la nostra carrellata, arriviamo nel Veneto orientale, siamo in collegamento con il direttore del consorzio Vini Venezia Stefano Quaggio, e la domanda di rito che abbiamo fatto anche a tutti gli altri è: come è andata la vendemmia 2020? Allora, la vendemmia nel nostro territorio, o meglio nel territorio dell'Isombra Maggiore e del Piave, è stata a livello qualitativo molto buona. Pinot Grigio anche per la produzione del Venezia Doc e del Venezia Doc Pinot Grigio rosato, ma anche le uve Chardonnay, i Tokai, i Merlot, i Cabernet, i Refoschi, gli incroci Manzoni, tutte varietà tutelate nelle nostre 5 denominazioni, erano di estrema qualità fondamentalmente. Non ci sono state particolari problematiche a livello sanitario, anche se in una piccola zona del veneziano siamo stati colpiti da un avvenimento grandinigeo. Non si sono riscontrati attacchi di botrite particolarmente rilevanti, quindi come annata siamo abbastanza fiduciosi e contenti. Quantità e qualità? Allora, sicuramente a livello di quantità, soprattutto sulle varietà che derivano dalla famiglia dei Pinot, Pinot Grigio fra tutti, abbiamo riscontrato un calo di resa rispetto all'annata precedente di almeno il 10% rispetto al 2019. Su quei vigneti invece colpiti da quelle 3-4 grandinate del 2019 si sono riscontrate
delle riduzioni più importanti in termini di resa. Per quanto riguarda l'andamento stagionale, soprattutto nella fase finale, quella di settembre, le alte temperature, o meglio, i pochi avvenimenti atmosferici, le poche piogge e un bel settembre così, insomma, hanno permesso fondamentalmente di riequilibrare e migliorare lo stato sanitario del nostro vigneto. Gli sbalzi termici tra il giorno e la notte sono stati molto utili per aumentare la concentrazione di tutti quei precursori aromatici caratteristici dell'Ison di OCG, proveniente dalle uve Tokai o Tai, vendemmiate nel territorio dell'Ison Pramaggiore del Veneto orientale verso la prima e seconda decade di settembre. In questo momento, per chi non lo sa, insomma, noi non abbiamo ancora terminato la raccolta, ci stiamo avvicinando, qualcuno ha già cominciato a raccogliere il raboso, l'ultimo vitigno, l'ultima uva ad essere raccolta nella zona del Piave, che a seconda della scelta vendemmiale e produttiva dei nostri produttori sarà più o meno scalare, quindi a seconda della destinazione del prodotto ottenuto. Nel caso del Malanotte del Piave di OCG, prodotto come ben sappiamo dalle uve Raboso Piave, l'andamento stagionale finale ha garantito sino ad oggi la possibilità di ottenere uve sane che verranno impiegate in parte per l'appassimento in campo o in fruttaio. Ricordo infatti che una piccola percentuale che varia piccola, insomma dal 15 al 30% delle uve deve essere appassita per produrre il Malanotte del Piave di OCG. Insomma, ci sono a nostro avviso, cioè a mio avviso, tutti i presupposti per produrre un Malanotte di OCG 2020 di estrema qualità che andremo a degustare non prima di fine 2023. Bene, Stefano, poi chiudiamo, proprio mi devi fare solo una battuta, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Arriviamo da un periodo di crisi che purtroppo ancora non si è conclusa per dovuta al coronavirus. I mercati come stanno reagendo dal vostro punto di vista? Proprio una battuta. Sì, allora possiamo distinguere i mercati in due situazioni. Noi abbiamo il Pinot Grigio fondamentalmente che viene esportato particolarmente all'estero, UK e Stati Uniti. Ovviamente non siamo in una situazione così positiva, però gli imbottigliamenti che abbiamo avuto nei primi 9 mesi del 2020 rispetto ai primi 9 mesi del 2019 sono positivi. Noi registriamo un più 46% di imbottigliamenti di Pinot Grigio e Pinot Grigio rosato rispetto al 2019, quindi questo ci fa ben sperare. Ovvio che l'imbottigliamento poi si deve trasferire in effettiva vendita. Benissimo, chiudiamo qui, ringraziamo il direttore del Consorzio Vini Venezia Stefano Quaggio e grazie Stefano. Noi invece salutiamo chi ci segue e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.